'Cause I'm a street player. Grandissimo pezzo, signore e signori. Avete ascoltato Leonid and Friends, Street Player, cover dell'omonimo pezzo dei Chicago 1979-2018. Pensate, Leonid and Friends sono un gruppo di russi di musicisti russi che hanno deciso di fare le cover dei Chicago imparando, alcuni di loro parlano esclusivamente il russo, quindi imparando da zero l'inglese, imparando da zero la pronuncia, e lo rifanno perfetto, straordinario i Leonid and Friends. Straordinario. A proposito, le nostre coordinate alle 18, 13 minuti e 4 secondi, 0292947222 se volete telefonare. Oppure telefonate. Certo, anche perché alle prime 100 telefonate in omaggio una bicicletta col cambio Shimano, e 340-670-9659 se volete utilizzare le Zap o System 2, anzi un Nintendo vi diamo se volete. Sì, vi diamo anche quello che ci è avanzato. No, scherzi a parte, mamma mia, no, mentre andava il pezzo, prima stavo pensando a una cosa che ha detto Giovanni nel corso del Liberamente, quando ha detto rivoltare l'Italia come un calzino è il linguaggio da antagonista. Cavolo se ha ragione. Ma tu ti immagini se uno di noi, da questa radio, dicesse le stesse cose che ha detto Landini oggi, tipo dobbiamo tipo incitare alla rivolta sociale o dire rivoltiamo l'Italia come un calzino? Cioè a quest'ora ci avevano già chiusi. Fine. Vabbè, Varin non è che ci va tanto lontano. Sammy non è che ci va tanto lontano, però Sammy ha giustamente il beneplacet. Sammy può. Lo può fare, però Sammy detto ciò, vabbè, però se permetti, abbi pazienza. Sì, hai ragione. Dire dobbiamo rivoltare l'Italia come un calzino è pericolosissimo. È il nemico, è la lotta contro il nemico, capisci? Non sei un antagonista politico, lì sei un nemico, non sei uno con cui devi fare un dibattito, sei uno da abbattere, non hai capito? È il concetto di base. Tu parli con gli altri per scambiare le idee, loro non vogliono scambiare idee, loro dicono che la loro idea è giusta e basta. Questo è il concetto che mi fa veramente arrabbiare molte volte, perché gli è tutto concesso, perché loro è una lotta di resistenza, per loro siamo un nemico da battere certe volte, è quello che io a volte non riesco proprio a capire. Guarda, ti dico, a me a volte mi sorprende come delle persone che magari consideri anche degli amici, poi quando ti ritrovi a dover fare dei discorsi su queste cose, diventano completamente intransigenti, come se la verità fosse solo sempre e da una parte. Lo dico sempre, fare il politico, anche se io non faccio più tanta politica, ma di centrodestra, è sempre molto, se lo fai con intelligenza, è sempre molto più difficile, perché devi partire in salita. Mentre per gli altri è una bella discesa, una botta di vita, una salita, perché c'hai tutte le colpe che ti perseguitano. Sì, figurati. Però ripeto, questo linguaggio è un linguaggio veramente pericoloso. Perché il problema è dire rivoltate l'Italia come un calzino. Sai, niente c'è qualche imbecille là fuori che dopo aver sentito questa espressione prende una pistola e si sente un eroe. Perché si può arrivare anche a questo, attenzione con le parole. Ma dov'è il rispetto delle istituzioni? Ma dov'è il rispetto della democrazia? Come se fosse un sistema democratico. Degli altri, Ma ci sono state delle votazioni, siamo perennemente un paese che vota. Siamo sempre fracomunali, regionali, europee, provinciali, che sono delle votazioni di secondo livello, che la gente dovreste arrabbiarti su queste cose. Io dico, su quella cosa lì ti dico, dovrebbe arrivare, perché quando te hai le votazioni provinciali che si inventò, mi sembra, se non sbaglio, Renzi, all'epoca, dove un consigliere comunale nelle segrete stanze va a votare per degli accordi per uno che va in provincia, perché in quel caso io ad esempio a Spezia come consigliere voto per 1000 persone. Ecco, ste cose dovrebbero farti arrabbiare. La mancanza cioè questa democrazia che diventa veramente distante dalle persone. Anche lo stesso taglio dei parlamentari, è inutile che ce la gabellano risparmiare soldi, dai. Ma lo senti Borghi che cosa dice a Giulio ogni tanto quando fa scuola di magia? Quando dice mi segnano, fanno le inchieste, Borghi sempre assente, grazie al cavolo sto in commissione a dividermi tra 4 commissioni perché chiaramente c'è stato il taglio dei parlamentari. E non ha ragione Borghi, è proprio così, però in tutto questo
Non capisco dove sia la deriva autoritaria in un paese che è andato e perennemente sotto lezioni. Quindi, che ti devo dire? La deriva autoritaria è sempre quando le cose non vanno bene per qualcuno, e quella è la cosa meravigliosa. No, io pensavo anche alla Sansa prima, alla questione della Pensavi alla Sansa. Sansa, ma Sansa Sì. al politico, quello di Genova, pensavi? No, io intendevo quella che residua appunto dai frantoi, perché non so se lo sapete, molti la usano fatta a fette, la bruciano dentro i termocamini, gli impianti di Fanno il riscaldamento. nocciolino, ma lo tolgono, di solito il nocciolino lo tolgono. Puzza incredibile! Ma una puzza incredibile! Sì, veramente. È una cosa pazzesca. No, quello è uno che gli hanno fregato il partito sta settimana. Quindi... Oddio, è meraviglioso! Rifallo di nuovo. Ma la Sansa, io non ce la faccio più. La Sansa è una cosa pazzesca. Sei anche bravo a fare il genovese. Tony Dan mi hai stupito stasera. Hai preso 1000 punti. Hai fatto anche la parata senese. Hai fatto un po' la cantilena. Sono le 18:18 del 29 novembre 2024 e Antonino Danna non sa come arrivare alle 18:20 perché alle 18:20 abbiamo Sasso, quindi vi stiamo giocando palleggiando per arrivare 2 minuti a sentire Sasso, che potresti chiedere anche un po' dell'olio a Sasso, perché secondo me non per l'olio Sasso, ma perché pugliese. Per favore, non diciamo fesserie. L'onorevole Sasso invece è uno che è anima e corpo, lo sai benissimo. In scuola. Anima e corpo lanciato sulla scuola e fa benissimo. Tra parentesi, è stato un valentissimo sottosegretario all'istruzione. Quindi, anzi, non ti ho detto mica qualcosa alla mamma, non ti ho mica insultato la mamma. Sembra che ti ho insultato Sasso, ma è mio amico, lo conosco. Posso permetterlo di dirlo a Sasso, poverino. Adesso sei così, guarda come vorrei che tu dimostrassi l'affetto che hai con Sasso a volte anche col sottoscritto. Te non mi non so, non mi valorizzi sceso più, dandoti il braccio più. Milioni di scale e ora che non ci sei è il vuoto a ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi servono le coincidenze, i ritardi, gli scorni di chi crede che la vita sia solo ciò che si vede. Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale, non già perché con 4 occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che le uniche pupille, seppure offuscate, erano le tue. Sposiamoci. Sì, decisamente. Vai con Sasso. Qui Parlamento, l'onorevole Rossano Sasso, Lorenz sigla per cortesia, che qua... Qui Parlamento. Oh, buonasera all'onorevole Rossano Sasso, ben trovato. Buonasera. Ha visto che stasera abbiamo il disturbatore qui, palesati, disturbatore. No, ma non si ricorda più di me. Mo. Troppo tempo che non ci vediamo, Ogni tanto quando c'è qualche problema sulla scuola provo a contattarlo, provo a sentirlo, ma è sempre, devo dire la verità, Sasso è sempre una persona disponibile. Ma chi, Lorenzo? Ciao caro. Oh, scusami, non ti avevo riconosciuto. Buonasera anche a te, caro. Vai. Parliamo di politica però adesso, vai Antonino. Ecco, infatti, onorevole, senta, lei oggi ha tenuto il question time col ministro Bernini, la ministro dell'università e della ricerca. Di che cosa si è parlato? Allora, innanzitutto, per favore, il ministro, anche se qualcuno dice la ministra, ministro, io l'ho chiamata ministro. Faccio alla francese e dico la ministro, però vabbè. Sì. Allora, abbiamo parlato di una roba che assolutamente la Lega non condivide ed è un esame universitario, quindi non un convegno, un semplice seminario, ma stiamo parlando di un esame universitario che si tiene all'Università di Sassari e che si chiama Teorie queer e di genere. Quindi per la prima volta siamo di fronte a qualcuno che getta la maschera e dice candidamente di insegnare teorie queer. Che poi cosa c'entrino con la facoltà di scienze politiche non è dato sapere. Allora, la faccio breve, questa è una cosa che ho denunciato più di un mese fa perché, tra l'altro, io ignoravo l'esistenza di questo infatti ne avevamo parlato proprio in questo spazio. Esatto, sì. L'abbiamo scoperto a sorpresa che esisteva questo corso.
Sì, no, l'ho conosciuto perché lui ha pensato bene di attaccare me e la Lega e la risoluzione anti-gender che abbiamo approvato il 12 di settembre. E quindi cosa succede? Succede che lui attacca, io faccio una ricerca e scopro che, tra le altre cose, lui consiglia come libro per poter sostenere l'esame il manuale di elementi di critica omosessuale a firma Mario Mieli, che è stato il fondatore del movimento gay in Italia, dove ad un certo punto in 2 pagine si sdogana, si beatifica, si promuove la pedofilia. E allora non bastava l'esame un po' particolare, non bastavano i libri di testo. Che altro è successo qualche giorno fa? Che il professor Zappino, in intervista al Manifesto, io pensavo non esistesse più, invece esiste ancora il giornale Il Manifesto, lui nell'attaccare il governo, nell'attaccare la Lega, addirittura conclude il ciclo di lezioni con 5 giornate di lezioni dove ha invitato trans, lesbiche, gay, per carità tutto legittimo, quello che mi ha fatto leggermente incazzare è quando ha invitato una collega, una deputata, una politica di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghirra. È come se, tra l'altro era una di quelle più attive sul tema, è come se invitassero me a lezione, io ci andrei per carità, però chissà perché certi ambienti non ci invitano, a fare propaganda politica. Allora non ci ho visto più. Ovviamente, diciamo, quando si è in maggioranza si interrogano i ministri della propria maggioranza su cose belle, io invece ringrazio Matteo, il segretario federale Matteo Salvini e tutto il partito, il mio capogruppo, che mi hanno autorizzato un po' a suonare un po', come si suol dire, la sveglia. Il ministro è stato abbastanza corretto, nel senso che mi ha detto che ha aperto un'istruttoria, il ministro Bernini di Forza Italia. Io ho iniziato la mia replica dicendo: Ministro, grazie, ma si può dare di più, senza citare Gianni Morandi, Ruggeri e Tozzi, perché nel momento in cui abbiamo un assalto arcobaleno nelle scuole, nelle università, che erano dei luoghi che in qualche modo, insieme all'altra agenzia educativa che è la famiglia, dovrebbero preservare i nostri figli, i nostri ragazzi, soprattutto se adolescenti, ma anche se sono grandi, perché io non sono d'accordo. Per me è pericoloso quando l'ideologia gender pervade anche le aule universitarie oltre che le prime elementari, perché è nelle università che si formano i futuri giuristi, i futuri professori, i futuri professionisti. E quindi se noi li imbediamo di questo tipo di cultura, che tale non è, perché per me è una distorsione, è una deriva progressista, perché quando io posso capire le multinazionali arcobaleno che hanno interesse alla fluidità di genere, perché lo stesso prodotto lo possono vendere indifferentemente a uomo-donna, posso capire la moda che arriva da oltreoceano, anche se adesso è morta grazie a Trump. Da noi le cose arrivano sempre in ritardo, quindi noi adesso ci troviamo 20 anni dopo rispetto agli States, questa ideologia woke, questa cancel culture, questa ideologia che ad esempio supera il binarismo sessuale. Non esiste solo uomo e solo donna, esiste un terzo genere, ma anche un quarto genere. Io sto raccogliendo un po' di appunti di quelli là, perché un giorno mi piacerebbe dire a tutti che cosa stanno combinando questi. Ci sono notizie di giochi del rispetto, dove i bambini vengono invitati a indossare gli abiti delle femminucce e viceversa. E poi ci si mette anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità con le linee guida sull'educazione sessuale per bambini di 4 anni, ed è qualcosa veramente di allucinante. E ci sono poi i soloni delle università, e concludo, perché poi vi devo dare un'altra bella notizia in anteprima. Ci sono i soloni delle università che dicono la Lega attacca la libertà della ricerca, la Lega attacca l'autonomia dell'insegnamento. Ma quale libertà della ricerca nell'esame di teorie queer o dei laboratori trans per bambini di 5 anni come ha fatto l'Università Roma 3? Qui stiamo rasentando il ridicolo. Io vengo dal mondo della scuola, vengo dal mondo della ricerca, ma voglio dire, l'Italia ha sfornato dei geni, la scuola italiana è grandiosa, le università meritano il massimo rispetto, però poi chiaramente quando c'è la solita
minoranza organizzata, i soliti baroni rossi che poi ovviamente nel nome dell'inclusività escludono chi la pensa diversamente da loro. A me ne hanno dette di tutti i colori, come al solito bigotto, medievale, chi più ne ha più ne metta, qualcuno mette in dubbio i miei titoli di studio, addirittura non metterei piede in una scuola dalla quinta elementare, ma semplicemente perché, grazie alle segnalazioni dei colleghi deputati dei territori, degli amministratori comunali, ma soprattutto grazie alle associazioni delle famiglie, stiamo smascherando questa che io chiamo agenda arcobaleno, che in Italia si sente intoccabile. Prima di salutarvi voglio darvi un dato. Sì. Gli insegnanti italiani oggi hanno spernacchiato la CGIL e la UIL, perché dai dati che mi sono appena giunti dal ministro Valditara, solo il 5% degli insegnanti avrebbe aderito allo sciopero odierno. Ed è una notizia strepitosa, sperando che venga diffusa il più possibile, perché ancora una volta da una parte c'è l'Italia del sì. Oggi a Bari c'era il Presidente del Consiglio che firmava un protocollo con la Regione Puglia dove arrivano 6 miliardi grazie al governo di centrodestra nella mia regione. Con Matteo stiamo portando avanti una serie di progetti molto importanti. Dall'altro lato c'è l'Italia del no, l'Italia dello sciopero, fermiamo tutto, blocchiamo tutto, bruciamo tutto, e quindi è una giornata importante perché io ci tenevo al mondo della scuola. Il mondo della scuola ha, ribadisco, spernacchiato Landini e quell'altro, il segretario generale della UIL, dicendo noi andiamo a lavorare perché siamo stanchi delle vostre, come le vogliamo definire? Prese di posizione. Delle vostre manifestazioni, va, sarò buono. Ecco. Grazie onorevole. A presto! Ciao Rossano. E viva Radio Libertà! Ciao a tutti, ciao Lorenzo, Bravissimo. ciao a tutti. E allora c'è da dire che l'Italia... la sigla. Vai. Qui Parlamento. Perdonatelo, il ragazzo è giovane, si farà. Perdonatelo, Una non so. burla, il gioco magico. Una burla. Dopo Dicevamo. Montale, sei ritornato rifai le burle di nuovo, rifai. È bello. Dove lo troverete mai un giornalista che dice al suo dedica al suo co-conduttore la poesia che Montale dedicò alla moglie, quindi praticamente insomma sei un lato così romantico, sei un romanticone sei. Però andiamo in pubblicità e vi saluterò dopo la pubblicità, perché poi Antonino ha deciso di cacciarmi dalla radio, quindi l'ultima mezz'ora ve la fate solo con lui. È veramente un'ora e mezza, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A voi la E linea. allora, Grazie Lorenz, le 18:32 minuti e 28 secondi, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna e Lorenzo Viviani al microfono con voi per Chilometro Zoom. Tiriamo i remi in barca, dunque, dimmi. sì, dunque, mettiamo i paratelli, tiriamo il gozzo in spiaggia, perché te dovrai invece andare in quel della Basilicata, dove il mare, sinceramente, Sì. è proprio poco, mi sembra. Sì. C'è le due coste, cost to cost, però non parlerai di mare, ma parlerai Di acqua pubblica con Lorenzo, con Lorenzo. Con Maurizio Bolognetti. Con grande Maurizio Bolognetti. E allora vi lascio, però prima volevo capire, ma in radio c'è mica Pier Vittorio? Volevo salutarlo un attimo. Aspetta un attimo che lo cerco. Pier Vittorio, eccomi, grandissimo Lorenzo, sei veramente grandissimo e benvenuti alla rassegna stampa. Ma non eri, Sabato. ma sei a casa di Antonino, non eri negli Stati Uniti? Sì, mi sono rifugiato qui perché quella ragazzina tedesca, Liliana, che mi insegue, dice di essere mia figlia, ma io non ho figlie segrete. E comunque seguite Aria Fritta, perché su Aria Fritta queste storie che stanno venendo fuori mi stanno mettendo in cattiva luce con le mie fan. Sembri Norma Menz quando fa la mamma, uguale. Comunque, detto questo, e le tue psicosi, saluto te, le tue psicosi, ci risentiamo il prossimo venerdì sulle frequenze di Radio Libertà per parlare di agricoltura, pesca e ambiente. Grandissimo! Ciao! Ciao! Allora, mentre Lorenzo Viviani sbarca, noi adesso andiamo in Basilicata da Maurizio Bolognetti, perché Maurizio Bolognetti sta facendo di nuovo un digiuno, la sua protesta non violenta. Stavolta il problema è l'acqua pubblica, ma non solo, c'è anche una serie di problematiche sui diritti che naturalmente preoccupano il segretario dei Radicali Lucani, e torna a ripetere, usando le parole che Roberto Gervaso usò per il suo amico Marco Pannella: in un paese di ghiri un picchio come lui ci voleva. Lorenz, se sei pronto, vai col faccia a faccia. La fame Guarda Nino, ho iniziato ci diamo del tuo ovviamente, certo. alle 23:59 di ieri, insomma sono 18 ore e 35 minuti. 18 Scusami ore e 35 tanto, ma minuti. stavolta perché hai deciso di fare lo sciopero della fame? Perché io ho la testa dura, Nino, e allora questo me ne sono accorto. alla fine io tocca sempre insistere e ricondurre tutto a quello che ritengo essere il problema dei problemi, la questione centrale che di cui dovrebbe occuparsi la politica tutta, e cioè la qualità delle nostre democrazie, quindi anche della democrazia italiana. E visto che sono fermamente convinto che la qualità di una democrazia si misura dal quanto questa democrazia riesca a rispettare un diritto umano che è il diritto alla conoscenza, non posso che dirmi molto preoccupato. Ieri una cara amica ultra ottantenne, Francesca Tiboldo, mi ha detto: mi hai fatto un po' disperare, perché avevo fatto un post un po' tetro forse, ma che rispecchiava sicuramente una serie di cose che penso rispetto a quello che vedo accadere intorno a me. E avevo scritto: il magico mondo che ci stanno preparando e che è già presente, taxi senza autisti, robot umanoidi pronti a sostituirci, algoritmi sapientemente governati, intelligenza artificiale, lo avrai letto, c'è da rimanere attoniti, che minaccia di morte un umano dicendogli che è superfluo. Poi magari avranno anche ragione le intelligenze artificiali e magari noi siamo veramente superflui, però io una roba del genere me la ricordavo in Terminator, le macchine ribelli, analfabetismo
di ritorno montante, narrazioni di regime e nel regime alle quali adeguarsi, il conformismo soffocante degli anticonformisti, il politicamente corretto che ammazza il pensiero, io la penso così, e soprattutto, Nino, la democrazia senza democrazia, perché la verità è che stiamo velocemente viaggiando in quella direzione. Oggi è Trump, che vince anche grazie all'arci multimiliardario Musk, che poi entrerà a far parte dei suoi consulenti. Ieri magari era Obama o Clinton che avevano, diciamo, delle buone amicizie, come racconta ottimamente una professoressa universitaria nel libro Il capitalismo della sorveglianza. Quindi non è manco, direi, una questione di colori. Ecco, di questo ne abbiamo parlato da Radio Libertà, no? Certo. Di algoritmi, di censura, di YouTube, della necessità di regolamentare una serie di cose. Nello specifico, in questo caso e nell'ambito di questa analisi complessiva, che non posso negare né a me stesso, né ai miei amici e ai miei compagni, né agli ascoltatori di questa radio, nello specifico sto chiedendo che a iniziare, e soprattutto per quanto riguarda quel che sta accadendo in Basilicata, si faccia una operazione verità su quanto è avvenuto negli ultimi anni sul fronte delle questioni che potremmo definire ecologiste, ambientaliste. Questo fermo restando, e ci tengo a sottolinearlo, che io ho paura di un ambiente, io che ritengo di essere un ecologista, ma nel senso che ho difeso le matrici ambientali, eccetera, Sì. ma io ho paura di un ecologismo e di un ambientalismo che diventa ideologico. E che cosa vogliono fare in concreto in Basilicata? Anche perché ricordiamo a chi ci sta ascoltando che in teoria la Basilicata potrebbe essere il Texas del paese, visto e considerato che da un bel po' mi pare che ci sono delle simpatiche pompe a bilanciere che giorno e notte pompano petrolio dalla Val d'Agri, solo che non è petrolio che va all'Italia. Ma intanto hai detto bene tu che non è che esattamente, non è che sono delle dame di carità, ed è No. giusto che sia così, perché chiaramente sono affari, un business, come direbbe qualcuno, Ah, certo. ed è giusto che sia così. Ma guarda, voglio fare una premessa anche in questo caso, perché la ritengo importante. Io non ho pregiudizi nei confronti di qualsiasi tipo di energia, sia essa quella da combustibili fossili o addirittura da nucleare. Io mi limito, caso per caso, sull'eolico, a fare semplicemente una valutazione costi-benefici, ed è questo quello che ho fatto. Non ero un nemico dell'Eni, non ero un nemico della Shell e non ero manco un nemico dei francesi della Total. Avevo detto delle cose, per esempio, da partire dal 2009, purtroppo oserei dire, ho avuto ragione. Se mi avessero ascoltato magari non ci saremmo arrivati al punto in cui siamo arrivati nel 2017, ma dopodiché, ripeto, io non ho, ecco, per esempio, io potrei dirti, ma come tu sei ecologista e sei contro l'auto elettrica? Sì, ritengo assolutamente folle la decisione dell'Unione Europea di aver imposto entro il 2035 l'utilizzo delle auto elettriche. Poi mi fanno ridere quando sento che vogliono mettere i dazi alla Cina. La Cina gli farà piripì, anche perché gli abbiamo appaltato tutto e quindi ce li fanno loro a noi i dazi, e non faccio il gesto perché saranno dazi scortese. amari. Esatto, dazi amari, esatto. E insomma, ecco, sto chiedendo che su quello che è accaduto sulle vicende petrolifere, chi ha fatto cosa e perché, perché il perché è importante, Nino, sì. perché l'uso strumentale, e quindi, oppure il tentativo di mettere cappello in stile 5 Stelle che arrivano a babbo morto, vabbè, ma loro sono abituati, anzi loro sono stati, per quanto mi riguarda, manganello di regime e nel regime, li avete visti. Io non ero d'accordo, sia chiaro, io non ero d'accordo con l'1 vale 1, io non ero d'accordo sul limite dei 2 mandati, io non ero d'accordo sulla riduzione del numero dei parlamentari, non ero d'accordo. Nemmeno io. Ho provato a spiegare perché. Loro però erano
Adesso è caduta anche l'ultima foglia di fico, è sparito pure il limite ai 2 mandati. Spero che qualcuno mi dica prima o poi che fine ha fatto Gigino Di Maio. Io ho incontrato, te l'ho raccontato probabilmente, Di Battista un po' di mesi fa in un bar di Potenza, ma non perché avessimo un appuntamento, poi lui è anche simpatico visto dal vivo, e gli faccio: Diba, ma che fine ha fatto Di Maio? E lui mi risponde a dire non lo so. E se non lo sa lui. Ecco, ma vedi, qui diciamo così, si nasce incendiari e si muore pompieri, perché alla fine il tonno parlamentare doveva essere evidentemente buono. E il fatto che comunque mi fa ridere molto il fatto che il capo dei 5 Stelle adesso, questo era come si dice, era un movimento nato sotto il segno dell'anticlericalismo. Beppe Grillo non è mai stato un baciapile. Ora il leader del movimento è uno che viene da Villa Nazareth, questo collegio cattolico voluto dal cardinal Tardini negli anni 60, collegio cattolico il cui direttore è stato Monsignor Pietro Parolin, che oggi è il segretario di Stato Vaticano, con cui l'ex studente di Villa Nazareth Giuseppe Conte ha praticamente rapporti diretti. Quindi voglio dire, da anticlericali a linea diretta col Vaticano, da non più di 2 giri di giostra, ora ne parliamo quanto ne vogliamo, da non ci alleiamo con nessuno, andate tutti a fare in culo, a campo largo, geometria variabile, tornare al governo. Ecco, mi pare che alla fine geometrie variabili già l'ho sentito. In realtà io però su una sola cosa, io non conosco persona più religiosa, profondamente religiosa, credente e uomo di fede, io direi, di Ernesto Rossi. Se uno leggesse le lettere da carcere di Ernesto Rossi se ne renderebbe conto. Lo dico da cristiano, e lo sono sempre stato. Su certi termini bisogna mettersi d'accordo. Io dico semplicemente che quando cambi idea sulle cose è legittimo, solo gli imbecilli non cambiano idea. Però se tu cambi idea ogni 5 minuti, allora forse non è che stai cambiando idea, è un'altra, il termine da usare è un altro, ed è trasformismo. Però, ripeto, quello di cui la gente non si è accorta, anche perché sono stati, ecco, qui torniamo alla questione dell'importanza del conoscere per deliberare per una democrazia. Se noi avessimo analizzato i dati del centro di ascolto radiotelevisivo quando c'era, noi ci accorgeremmo che per anni interi il Movimento 5 Stelle è stato alimentato, oserei dire ad arte, dai mezzi di informazione pubblici e privati, dal duopolio Rai Mediaset. Loro erano sempre in ottima posizione e sceglievano magari anche i pezzi migliori di Grillo. Che cosa significa questo? Magari che erano gli eredi di un altro grande rivoluzionario che a Milano avete conosciuto bene, il grande Tonino Di Pietro? Forse sì, l'Italia dei valori, quali non ho ancora capito, veramente non l'ho capito dal primo momento, ma insomma ho ancora dei dubbi, diciamo. I dubbi li abbiamo un po' tutti, direi. Senti, ma tornando appunto a Bomba, in Basilicata cosa c'è che non va, che ti ha spinto a questo benedetto sciopero della fame? Perché immagino che non sia certo una questione di petrolio. No, peraltro tu sei uno che sciopera per davvero in una giornata come questa, nella quale si parla tanto di sciopero, ma è uno sciopero proclamato da gente che rappresenta il 18% dei lavoratori italiani e che non viene assolutamente filato a nessuno, perché io stamattina ho visto tranquillamente, intanto il traffico era aumentato, secondariamente le realtà private, le aziende private stanno lavorando tutte, quindi dov'è ma se posso dire una cosa, e qui lo so che rischio di attirarmi l'ira funesta di più di qualcuno, ma tant'è. Il problema è che se è anche un altro, se lo sciopero diventa semplicemente una manifestazione di forza, perché poi sempre meno forte, con sempre meno adesioni, come sottolinei tu, ma io dico che faccio l'esempio di mia moglie, stamattina ha detto: ma io perché devo perdere 100 euro? Bella 100 domanda. euro.
Ma se un iscritto a un sindacato, perché mia moglie è iscritta a un sindacato, si fa questa domanda, i sindacati vogliono farsela una qualche domandina sul loro operato nel corso dei lustri e dei decenni? Quante volte sono stati sindacato di parastato e quante volte sono stati realmente sindacato in difesa dei lavoratori, del lavoro, ma anche di chi il lavoro non ce l'ha, intendo questo. E quante volte in questo paese che abbiamo ridotto a paese di generazioni contro, in cui magari il cassa integrato veniva visto da chi non aveva alcuna forma di tutela, il povero cassa integrato, come un privilegiato, perché lui la tutela non ce l'aveva. E nel paese in cui ci sono i contributi silenti, cioè quelli che verseranno i contributi e non avranno mai la pensione, in cui siamo finiti con varie gradazioni di pensionamento, è un disastro abbiamo combinato. Ma mica l'abbiamo combinato in 1 anno, 2, 3, 4, 5, 10. È un bel po' di tempo ci abbiamo lavorato. Perché? Esatto. Perché? Perché su questa storia dell'acqua, sai che c'è una crisi idrica in Basilicata, il che è per certi aspetti incredibile, perché la Basilicata è una terra ricchissima d'acqua, ci sono tra i più grandi invasi d'Italia, la diga di Monte Cotugno è la più grande diga in terra battuta d'Europa. C'è un problema idrico che riguarda alcuni comuni della provincia di Potenza, addirittura il capoluogo di regione, cioè hanno dovuto razionare l'acqua, pesanti razionamenti dell'acqua, e poi la diga della Camastra, che è il bacino che forniva acqua a questi comuni, alla provincia e al comune di Potenza, a un certo punto insomma si è praticamente prosciugata per una serie di ragioni, e adesso stanno decidendo se utilizzare le acque di un fiume che si chiama Basento. E qui si è scatenata l'ira di Dio, con chi da una parte scende in piazza a manifestare dicendo no, quella è l'acqua non è buona, vogliamo essere sicuri, e chi invece sta rassicurando. Adesso sono anche intervenuti i carabinieri che hanno e magari faremo chiarezza definitivamente, che hanno sequestrato un po' di documenti in alcune sedi, ARPAB, Acquedotto Lucano, eccetera. A me quello che dà fastidio però in tutta questa vicenda, sai cos'è? Cosa? Il fatto che nel 2001, quando l'ARPAB con un documento non segreto scriveva acqua della Camastra non conforme, acqua di Monte Cotugno non conforme, attenzione, dire che un'acqua invasata in una diga non è conforme non significa in automatico dire che poi l'acqua che esce dal rubinetto non è potabile, perché un conto sono le leggi che riguardano la qualità dell'acqua invasata nella diga, altra cosa quelle che delle acque che escono devono uscire dal rubinetto. Traduco: se io ho un'acqua A1, A2, A3, in base alla classificazione dovrò adottare determinati procedimenti per renderla potabile. Infatti. A3 è la categoria peggiore, ovviamente. Poi magari c'è pure una categoria che non è manca 3, allora non ci puoi farci proprio niente. Però io mi chiedo, ma com'è che improvvisamente si scende in piazza e ma non mi rivolgo ai cittadini tanto, ma qualcuno era distratto? Allora l'ambientalismo, l'ecologismo, come qualsiasi cosa, noi la dobbiamo finire in questo benedetto paese, governi la sinistra, governi la destra, di utilizzare i temi come corpo contundente da sbatterci in testa, e le questioni ecologiste, ambientaliste, di difesa delle matrici ambientali, che dovrebbero stare a cuore a tutti, al di là degli ideologismi pericolosi da certo Green Deal, vanno trattate con serietà. E oltre a essere trattate con serietà, però a questo punto, consentimi, si rivendica anche un'operazione che faccia chiarezza, perché, ripeto, chi e cosa e soprattutto con quale spirito e perché. A volte perché magari da lì possiamo risponderci al perché a volte siamo attenti, a volte siamo meno attenti. Infatti, io ho l'impressione che a volte siamo meno attenti semplicemente perché
non vengono coinvolti, o meglio, vengono coinvolti interessi che è bene che restino disattenti. Io lo dico, me ne assumo la responsabilità, io sono per l'acqua pubblica, io ho votato il referendum per l'acqua pubblica, per me l'acqua è e deve restare un bene pubblico. Quello che però mi stupisce è che mi sarei aspettato un intervento anche dalla più alta carica istituzionale che abbiamo in Italia, di richiamo, perché a me l'acqua quotata in borsa, te lo devo dire, mi fa storcere un po' il naso. Pure a me. E allora siamo in due. E quindi sono contento di questo, però io mi sarei aspettato dal presidente Mattarella un richiamo, perché se gli italiani votano un referendum, una volta Scalfaro lo fece, no? È vero che è un referendum abrogativo, però un'indicazione di massima l'ha data quel referendum. Certo. Non è un referendum propositivo. Tu immagina un referendum propositivo nelle mani di un partito come i 5 Stelle. Ehi, ma no. Meno male che i costituenti decisero di fare solo il referendum abrogativo. Va decisamente. Senti, ma hai ricevuto almeno qualche risposta? Qualcuno ti ha detto qualcosa? O niente per adesso? Ma intanto, e ti invito davvero, Nino, perché so che tu sei molto attento, e io apprezzo molto questa tua capacità di avere attenzione, perché amicizia è costanza dell'attenzione. E l'amicizia è una cosa importante. Fatti un giro sul mio sito, leggi cosa ha scritto Francesca Tiboldo, leggi cosa hanno scritto alcuni cittadini. Ecco, sono intervenuti i cittadini, comuni cittadini stanno intervenendo. Magari sto ricevendo messaggi, telefonate, SMS. Spero che si muova qualcosa sul fronte istituzionale. Questa mattina mi sono rivolto in ore antelucane, li ho buttati dal letto praticamente, perché io mi sveglio prestissimo, io alle 5 già sono in piedi di solito, è operativo, poi con l'avanzare dell'età si dorme sempre meno, vabbè, ma a parte questo, quindi al presidente della giunta regionale Vito Bardi, al presidente del consiglio regionale Marcello Pittella, al vicepresidente Angelo Chiorazzo, a tutti i membri dell'ufficio di presidenza, ai membri della giunta e dell'intero consiglio regionale. Questo per quanto riguarda il fronte politico. Sì. Per quanto riguarda il fronte dell'informazione, beh, intanto ringrazio chi, e ovviamente in questo momento ringrazio Radio Libertà, unica emittente nazionale che mi dà la possibilità di parlare, e ve ne sono grato. Ringrazio voi, ringrazio la stampa lucana che se ne è occupata, però c'è, ma non è un fatto personale, è che il direttore della RAI e la RAI dovrebbero saperlo, perché un po' mi conoscono. Per una volta possiamo fare in modo che si possa parlare al di fuori di dosi omeopatiche e di pastoni? Hai presente il pastone, no? Sì, giornalisticamente. Sì, mitico pastone della RAI. I pastoni non mi piace, manco pastone mi piace. Il pastone mi ricorda la pastura, quella che il pescatore sa cos'è la pastura. Esatto, che si butta per prendere i pesci. E fa una puzza. A me un pastone non mi piace. Allora, io per carità, io ringrazio chi mi dà 10 secondi, non pretendo che me ne diate 30 come fai tu oggi, però accidenti, in 10 secondi è difficile spiegare un concetto. E questo mi sembra chiaro. Vabbè, ma a noi non interessa, tempo ne abbiamo a sufficienza, mio caro. L'importante è, insomma, riguardati, perché non è una passeggiata, Nino. Lo diciamo per chi ci ascolta. Fare non è una passeggiata. Un digiuno non è una passeggiata quando si fanno queste proteste non violente, e già altre volte, insomma, è stata abbastanza tosta per te, quindi perché non è la prima volta che ci sentiamo mentre fai queste azioni. Ci siamo sentiti pochi mesi fa, tutto sommato. Sì, appunto. Ma io mi dico sempre, spero di non dover, ma perché è vero, perché io mica voglio fare il martire. Non sono un martire. Ecco, per esempio, leggi la lettera che mi ha scritto questa notte alle 2:23 Don Ettore Panizzo, diacono
qui al Latronico alle 2:23. Ma io quando ho visto l'orario, devo dirti, a parte i contenuti, le sfumature, ma ho provato una forte emozione. Mi trovi il tempo di interessarti di questa cosa di notte e mi scrivi. Ecco, poi ve ne voglio leggere un pezzettino. Ti auguro al pari di un nuovo Diogene a cercare con la lanterna della semplice coerenza alla oramai fioca luce dell'onestà intellettuale, più che l'uomo la verità che lo fa grande e libero, ed a perseguire la tua ricerca negli ideali della non violenza e della pacificazione, pronto, come ci ricorda l'Apostolo Pietro, a dar risposta a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. Con affetto, stima e fraterna solidarietà ti sostengo in questo tuo antico e sempre nuovo percorso, Ettore. E mi sono emozionato. Vabbè, è giusto così. Senti, l'augurio che io ti faccio è che queste risposte arrivino presto. E Grazie torno a mille. ripetere, in un paese di Pilati e in un paese di Corvi, un picchio come te ci voleva. Quindi Grazie, faccio mie le grazie parole Radio, di Roberto Gervaso per il tuo amico Marco Pannella. Quindi credo sempre che... compianto. Grazie a te, grazie a Radio Libertà. Sempre a disposizione. Coraggio, avanti Maurizio, avanti. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A te la linea. Grazie Lawrence, l'estate del 1994, Leone di Lernia che cantava "Te sei mangiata la banana", e noi altri aggiungevamo "Cu salsiccia, na papaya, brutto figlio di madre ignota", ma questi erano altri tempi, amici e amici miei, ma non dell'avventura. Alle 19:02
E 2 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Chilometro Zoom, Antonino Danna al microfono con voi. Perché parliamo di banana? Perché ora ditemi voi, no, ma voi li spendereste 6 milioni e 200 mila dollari, pari a 12 miliardi e 400 milioni del vecchio conio, per mangiarvi una banana, sia pure diventata opera d'arte? Perché questo signore che si chiama Justin Sun, pensate un po', ha deciso di mangiarsi la banana che ha pagato 6 milioni e 200 mila dollari. Se l'è mangiata, scrive l'ADN Kronos, davanti a decine di giornalisti e influencer, dopo aver tenuto un discorso in cui ha definito l'opera iconica e ha fatto un parallelo tra l'arte concettuale e le criptovalute. A me pare che il parallelo lo si debba fare con l'idiozia, ma al telefono abbiamo uno che, grazie a Dio, di arte ne capisce, è il nostro Ale Musella, che saluto. Ben trovato! Ciao, finalmente! Oh Ale, fratello caro, veramente, per favore, te lo chiedo veramente come favore personale, ma uno che prende una banana che è costata, mi viene riferito al Corriere della Sera, 25 centesimi di dollaro, cioè poco più di 500 lire del vecchio conio, la appiccica al muro con lo scotch, sta banana diventa una cosa che vale qualcosa come 6 milioni e 200 mila dollari, cioè 12 miliardi delle vecchie lire, e poi se la mangia, l'acquirente se la mangia davanti a tutti. Ecco, come è definibile uno che fa una cosa così? Allora, qui voglio dire, ancora una volta, come ho già mandato un mio video una volta, una settimana fa, ha vinto Caterham perché è riuscito a far parlare di sé nel nulla, perché Caterham sono anni che non crea qualcosa, perché lui è un creativo, non è un creatore. Sì. Lui le mani non le sa usare, e per cui è sempre il solito, come si dice, provocatore. Però la gente poi si è anche un po' rotta le palle della provocazione, perché ricordiamo che nel 2019, se non sbaglio, vorrei sbagliare la data, quando è uscita questa banana è stata presentata da Basel ed è stata mangiata. Poi è andata in Corea ed è stata mangiata, e all'epoca si parlava di un valore ipotetico di 120 mila dollari. Anche quello un valore assurdo, perché comunque chi è che gliel'ha dato? Tanto è vero che non l'aveva comprata nessuno, ok? Anche perché stiamo parlando di un concetto organico. L'organico poi mi fa ritornare al 1961, quando Piero Manzoni creò la merda d'artista. Infatti ti ho mandato adesso delle foto, perché volevo parlare anche di questo. Era il 1961, quando aveva senso andare contro il concetto dell'arte, o comunque in soldoni. Lui vendette, mi sembra, 26.000 lire quando una scatola di merda d'artista, con il valore del peso, che era il valore dell'oro all'epoca, no? Proprio per far vedere, io vi faccio vendere, vi faccio acquistare un'opera d'arte a peso d'oro, però è una cosa organica, a parte che soltanto in una scatoletta c'era la sua cacca, perché poi non è che ci fosse la cacca dappertutto. Sì, perché c'è chi dice che in realtà dentro ci sia del gesso. Sì, appunto, però il concetto base, la prima era nata così, no? Per cui, sì, eccola qua, la stiamo mostrando, una bella scatoletta di merda d'artista di Piero Manzoni. Esatto. Perché aveva fatto anche il fiato d'artista, se mal non mi ricordo. Sì, ma dopo un palloncino gonfiato da lui. Ma dopo lui era molto, tra l'altro era un provocatore, ma è morto molto giovane, e lui aveva questo aspetto paffutello che sembrava tutto tranne che appunto un provocatore, o mai che saresti aspettato da lui un atteggiamento del genere. Comunque, tornando al discorso dell'organico, lì aveva senso, no? Aveva un senso perché era contestualizzato in un anno di un certo tipo, cioè parliamo degli anni 60, per cui parliamo di 60 anni fa, appunto, no? Per cui oggi, quando viene fuori ancora questa cosa qua di Catalan, dove viene battuta ancora una volta, tra l'altro chi è che l'ha comprata? Un cinese. I cinesi si stanno avvicinando al mondo dell'arte, ma questo signore l'ha fatto per far parlare di sé. Probabilmente è uno dei nuovi miliardari che non sa neanche come sono arrivati i soldi, perché comunque il problema grosso quando tu spendi una cifra del genere in arte
solo per farti vedere, perché lui si è fatto, ti ho mandato anche lì un'immagine, Sì. si è fatto fotografare, filmare mentre per l'ennesima volta mangiava la banana, per cui neanche così intelligente da dire la metto in teca per la prima volta, la faccio vedere ai miei amici, o la faccio vedere, la metto in un museo, o comunque la cristallizzo, cioè per far capire che comunque ho capito il concetto dell'arte. No. Allora, questa banana da 25 centesimi, che è stata comprata una volta a Miami, una volta a New York per pochi centesimi, appunto, è diventata un'altra volta motivo di alimentazione del personaggio di turno. Per cui anche questo lo trovo estremamente deleterio, perché mentre prima si parlava di arte in una certa maniera, adesso è palese che il personaggio in questione l'abbia fatto appunto per darsi un tono e per fare qualcosa che tra l'altro non è neanche originale, perché è la terza volta che è stata fatta, farsi filmare mentre mangiava una banana che ha pagato 6 milioni e 200 mila dollari. Ora, io lo trovo aberrante sotto il punto di vista, io non gliel'avrei neanche venduta, cioè, nel senso, è vero che uno dei propri soldi fa quello che vuole, però per me l'arte dovrebbe andare in mano a chi la capisce e a chi la sa valorizzare. Lo so, sono magari utopico sotto questo punto di vista, ma non certo in mano a un deficiente, e passatemi il termine, che solo per farsi notare compra e spende e fa parlare il mondo di questa banana, perché comunque lui l'ha fatto, perché se si fosse venduta, tra l'altro la base d'asta di questa banana era 800 mila dollari, che anche quello non si capisce. Non si capisce perché l'ultima volta che è stato dato un prezzo a questa banana era 120 mila, poi non si capisce per quale motivo la base d'asta è 800, poi dopo 2 o 3 rilanci era già arrivata a 5 milioni, cioè per cui comunque c'è sotto una speculazione mostruosa, perché non ha senso, non ha alcun senso. Anche perché se parto da 800 mila dollari, tu mi devi far capire come mai in 2 battute arrivo a 5 milioni. Cioè, nel senso, cioè, voglio dire, uno può andare a rialzo a 100.000, 50.000, no. Per cui volevano arrivare a una certa cifra per farne parlare. E qua c'è dietro comunque anche, secondo me, il buon marketing che da sempre contraddistingue le uscite del buon Cateran. Prima gli avevano rubato il cesso d'oro, poi gli ha mangiato la banana, poi le 2 volte che è uscito sui giornali perché sembrava che avesse fatto un plagio di opere fatte da artisti decenni fa. Insomma, un'opera sua, pulita, l'altra volta è uscito perché chi aveva fatto il Papa gli aveva chiesto più soldi perché era stata venduta a 9 milioni, questo qua invece l'artigiano che gli aveva fatto la statua ne aveva presi solo 50.000. Cioè, io di lui mi ricordo solo queste cose qua. Il grandito che c'è davanti alla borsa di Milano, poi qualche volta ha impiccato qualcuno così tanto per far vedere, e qua stiamo parlando di qualche ancora di forse 10 anni fa, piuttosto che bene, siamo contenti. Io oggi sono in galleria, ho aperto dopo un mese quasi di pausa, e ho avuto un dialogo con un signore, un collezionista che ha 65 anni. Lui ancora mi ha chiesto che cosa pensavo della banana di Cateran. Io ho detto: guardi, se ascolta stasera la radio lo sente, perché comunque questa cosa qua non ha stupito, ha innervosito e scioccato persone che comunque dell'arte ne capiscono il concettuale, però si sono rotti le balle di essere presi per il culo. Sì, ma indubbiamente, perché se penso a Piero Manzoni, appunto alla famosa merda d'artista, era evidentemente una provocazione. Però mi sembra che qui, a furia di provocazioni, si sia completamente perso il concetto di provocazione. Cioè, questo è il conformismo dell'anticonformismo, come diceva Woody Allen. Voglio dire, se io vado in piazza San Pietro e tiro un rutto mentre passa il Papa, faccio notizia. Ma se lo rifaccio l'indomani e il giorno dopo, non è più una provocazione. È solo un cretino che si presenta in piazza San Pietro e, faccio un esempio stupido ovviamente, ma chiaro per tutti, tira un rutto quando passa il Papa. Cioè, che senso ha? Non ha nessun senso, anche perché è prevedibile e ripetibile. Per cui, cioè, nel momento in cui l'oggetto in sé viene cristallizzato, ripeto, io sono abbastanza fisso su questa cosa qua, va bene la prima volta che me la fai organica, dopodiché me la blocchi
e per cui come ha fatto Is per lo squalo o comunque tutti gli animali in formaldehide. Nel senso, ha fatto delle prove, tra l'altro il primo squalo era anche marcito perché comunque non funzionavano bene chimicamente determinate cose, però ha fermato l'attimo, ok? Per cui chi ha acquistato per 9 milioni di dollari, se non sbaglio, qualcosa di più, lo squalo di Hearst, comunque ha un oggetto che sa significare tutto quello che c'è dietro questa scultura qua di Hearst, e però è concreto, capito? C'è stato uno studio dietro, poi può piacere, non può piacere, ma è lì da vedere. La banana, allora adesso questo si è mangiato la banana, perfetto, allora andiamo a comprare un'altra banana a 25 centesimi e la rimettiamo lì. Poi dopo un po' anche lo scotch che è stato utilizzato non funzionerà più, per cui a quel punto lo dovrai sostituire. Allora lo vai a sostituire, per cui che cosa rimane? Dei 6.200.000 euro pagati, 6 milioni e 200.000 euro pagati per quest'opera d'arte, che cosa rimane? Non rimane neanche l'oggetto toccato o ideato dall'artista, perché è una cosa nuova, perché comunque la devi sostituire. E allora di che cazzo stiamo parlando? Poi è attaccata al muro, per cui la devi staccare, l'hai venduta benissimo e questo se l'è attaccata al suo muro. E quindi... Esatto. No, non siamo più nell'arte, siamo solo a qualcuno che cerca di far parlare di sé. Perché ora il prossimo passo quale sarà? La caprese pomodoro e mozzarella da 13 milioni di dollari? Cioè, ma no, ma dopo poi la banana che facciamo? Cioè, la ma no, poi ha dato il là, la cassata, che fa? Ma no, ha dato il là a 10.500 prese per il culo, che non fanno bene all'arte, perché ovviamente c'è chi ha dato la banana, c'è chi ha detto no, io ci metto la cassata, io ci metto il cannolo siciliano. Cioè, questa è l'ennesima presa per il culo, dove chi si occupa di arte fa fatica a far capire che cosa significa investire nell'arte nel momento in cui vengono fuori queste cose, perché sennò poi uno dopo, io lo so che quello che sto dicendo ci saranno dei puristi che mi dicono ma no, tu non capisci niente, sei un ignorante, non capisci niente di arte. Intanto l'arte è soggettiva e di conseguenza quello che penso io, e per cui io non ho mai avuto la bacchetta magica, per cui non sto dicendo che sia la verità assoluta, però per chi si occupa e chi vive di arte come posso fare io, diventa comunque qualcosa di estremamente, come si dice, giusto raccontarlo, capisci? Sì, appunto, ma ripeto, è tutto completamente senza senso e sono pienamente d'accordo con te, perché non si capisce proprio dove sia l'arte in tutto questo, dove sia. No. Cioè, l'hai vista fare già una volta, le hai viste tutte, ma addirittura e poi la cosa che io trovo veramente oscena, 6 milioni e 200.000 dollari, peraltro comprata a un banco di un signore di New York, questo fruttarolo di New York ambulante, che viene pagato 12 dollari l'ora. Qui non c'è né arte né niente, c'è solo il turbocapitalismo più sfrenato che non ha rispetto di niente e di nessuno. Ma guarda, io forse questo è dovuto anche al fatto che la Cina è passata da una condizione di chiusura al mondo a apertura e benessere improvviso, peraltro molto mal ripartito, nel giro di pochi anni, di pochi decenni. Io mi ricordo quando portavo i cinesi in visita al Duomo di Milano, non gliene fregava assolutamente niente. Io mi sgolavo. Ma neanche adesso, guarda che quando stiamo parlando di questa persona qua che ha speso questi soldi per la banana di casa, è uno. Cioè, la Cina non è cambiata, sono questi personaggi che non sanno come, che vogliono avere la visibilità e per cui si stanno adattando alla cosa peggiore che c'è dell'Occidente, e cioè i pagliacci. Capito? Questo ma guarda, io dopo quella visita ti assicuro che ne uscii veramente con le ossa rotte, perché comunque questi inglese non ne capivano. Io cercavo di spiegare, ma parlavano dei cavoli loro e ridevano. Poi alla fine, parlando con un amico, gli dissi: guarda, io ho fatto quest'ora e mezza di visita, ma se mi capitassero di nuovo giuro che la prossima volta mi do malato. E quello mi rispose sorridendo: non ti devi fare problemi, perché per questa gente qui la loro idea dell'Italia è che l'Italia sia in fondo una grande Disneyland sparata per 2000 chilometri nel Mediterraneo, dove noi sostanzialmente viviamo d'aria e d'amore, non facciamo niente dalla mattina alla sera. Cioè, l'idea dell'arte, della cosa è
è una cosa che è lontana da loro, perché tra l'altro non è nemmeno la loro arte. Quindi, sai, è stata una cosa che ho trovato molto istruttiva per certi versi. Quindi l'idea che questo qui si paghi la banana 6 milioni e 2 per far vedere che lui ha i soldi che gli escono dalle orecchie e si può addirittura mangiare che la poi banana è in netto Catalan. contrasto con la vita che vive, perché comunque con la Cina di oggi è proprio anche uno schiaffo alla miseria. È per quello che ti ho girato Sì, quell'articolo che ti ho detto, cioè ci sono i 12 centesimi della banana in confronti di uno che fa fatica ad arrivare, che vive in un sottoscala di New York e quant'altro, in contrasto con questi 6 milioni 200, con questi 6 miliardi, esatto. 6 milioni, scusate, buttati così, e poi in faccia alla gente del tipo: oh, adesso finalmente ho la mia visibilità perché anch'io mangio la banana di Castellan. Solo che mentre gli altri due sono stati più furbi, perché comunque nessuno dei due è stato arrestato, ma sono andati al museo o sono andati alla mostra e se la sono mangiata lì senza comprarla, lui invece è ancora più deficiente perché ci ha speso dei soldi e l'ha mangiata, per cui è ancora più pirla rispetto agli altri due. Gli altri due hanno fatto un gesto provocatorio nella provocazione. Questo invece ci ha speso pure 6 milioni. Sai cosa poteva fare con 6 milioni e 200 mila euro? Invece che farsi, capisci? Allora, se li mettiamo sotto questo punto di vista, per cui andiamo sulla morale, che proprio lasciamo perdere. Per cui i nuovi ricchi sono questi. Ma anche senza andare sulla morale, 6 milioni e 200 mila euro, ha voglia di comprarne opere d'arte vere? Massimo. Cioè, ha voglia di comprare quadri di che ne so, di Rembrandt, poi, siccome si parla di investimento, cosa fa lui? Ne rifà una uguale adesso che è stata venduta per la prima volta, perché è la prima volta che viene venduta la banana di Castellan, perché sì. Si parlava di prezzi ma non è mai stata venduta. Adesso cosa fa? Non potrà più venderla, per cui non è un investimento. Cosa fa? La caga? Così fa la crasi tra la merda di Manzoni e la banana di Castellan? Cosa fa? Appunto, cioè, mica è un investimento che cresce nel tempo. Se io mi compro un quadro di Picasso, tra 20 anni quello magari raddoppia il suo valore, ma la banana domattina è finita. No, guarda. Guarda, a gente così bisogna augurare la fine che fa il commesso viaggiatore milanese che si compra la Luisona in Bar Sport di Stefano Benni. Non so se tu l'hai mai letto, Bar Sport di Stefano Benni. No? Sì, ho presente, sì. Ecco, la Luisona, lo diciamo per chi non avesse letto il libro, per favore leggetelo perché è geniale. E se no vi guardate il film con Claudio Bisio e soci, perché fa abbastanza ridere ed è abbastanza fedele rispetto al libro. La Luisona era questa famosa pasta del Bar Sport che nessuno il libro è del 76, nessuno dal 65 aveva mai, quando era stato aperto il Bar Sport, nessuno aveva mai osato mangiarla, nessuno l'aveva mai comprata, era rimasta invenduta. E allora la Luisona veniva usata per esempio per fare le previsioni del tempo, perché se le veniva un po' di muffa su un lato stava venendo la pioggia, se invece il lato del cioccolato era più lucido voleva dire che arrivava il caldo estivo e così via. Alla fine del libro c'è questo commesso viaggiatore meneghino che entra di fretta noncurante dentro il Bar Sport e ordina la Luisona. E tutti quanti nell'orrore vedono che questo si mastica la Luisona, si prende questo cappuccino e poi la Luisona si vendica perché circa mezz'ora dopo gli fa avere un mal di panza di quelli che restano nella leggenda. Ecco, io spero, cara banana, sei tutti noi, vendicaci. Fai come fece la Luisona, perché veramente davanti a cose del genere questa è l'unica possibilità, un'uscita quantomeno letteraria di sta storia, una vendetta letteraria, perché lo trovo di un'idiozia unica, veramente. Unica. Tutto qui. Comunque, mi è caduto Ale Musella, la vendetta della banana comincia a colpire, mi sa. Prova a richiamarlo, Lawrence, per favore. Prova a richiamarlo e vediamo se lo becchiamo, perché stasera ci stavamo anche divertendo, tutto sommato, a parlare d'arte, per cui a maggior ragione è un piacere discuterne stasera. Volevo chiedere alcune cose al nostro Alessandro, al nostro Alessio Musella. Vediamo se lo riacchiappiamo.
Cioè, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? 6.200.000 dollari. 6.200.000 dollari! Incredibile, oh! Avrebbe detto uno dei miei professori. Incredibile. Va bene, allora, noi adesso, niente, non riusciamo a riagganciare, a riacciuffare alle Musella. Allora facciamo così, facciamo che da questo momento 029294 7222 i telefoni sono tutti aperti, 340 670 9659 per i vostri WhatsApp. Sono le 19, 22 minuti e 24 secondi. Io ringrazio il nostro Ale Musella, come sempre, ogni venerdì per le nostre conversazioni a base di arte. Mi sa che gli è finita la corrente nella batteria. Pensate che c'è gente che ci vorrebbe vendere le automobili a batteria. Vedete che cosa succede con i telefonini. Quindi, ma andiamo avanti, che tanto le conclusioni le sapete come trovarle da soli. Allora, andiamo a vedere adesso, facciamo un bel giro sulle agenzie, perché mentre noi stiamo parlando della banana di Catalan, c'è qualcun altro che ha un problema simile, perché l'ADN Kronos pubblica in esclusiva, signore e signori, una cosa pazzesca. È la vecchia scrittura privata Grillo Movimento. Cosa prevedeva, signore e signori? L'ADN Kronos è in possesso del documento dove è fissato nero su bianco l'impegno del comico genovese a non intraprendere azioni legali circa l'utilizzo del nome e del simbolo da parte del movimento. C'era questo accordo, per cui, caro Beppe, è finita. This is the end, my friend, my only friend, the end. Mi dispiace, ma stavolta niente Apocalypse a 5 stelle, caro Beppe, è andata veramente a finire malissimo. E vediamo allora che cosa ha scritto l'ADN Kronos, insomma, di questo documento, perché vogliamo saperlo. Dunque, bla 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 bla. Ecco, mi scrive tra l'altro un nostro ascoltatore, Luigi da Treviso. Scusate, ma chi è che si è intascato i 6 milioni della banana di Catalan? Molto semplicemente, è stato venduto dalla casa d'aste Sotheby's, quindi evidentemente qualcuno evidentemente avrà avuto una come si dice, una percentuale, e pensate che la banana è stata venduta da questo signore che, ripeto, guadagna $12 l'ora a Catalan stesso, per cui immaginate un po' voi. Questa è la comedian di Maurizio Catalan, quindi i soldi se li ha presi Catalan, chi se li doveva pigliare, caro Luigi. Questa è la cosa. 6.200.000 euro. Secondo me c'è qualcosa in questo mondo che non va. Mi sa che c'è qualcosa che non va. Ma torniamo al doloroso caso del Movimento 5 Stelle. Sentite cosa scrive Lanza. Beppe Grillo si è impegnato a non promuovere alcuna contestazione nei confronti del Movimento 5 Lanza, scusate, l'ADN Kronos. Beppe Grillo si è impegnato a non promuovere alcuna contestazione nei confronti del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'uso del nome e del simbolo, anche se in futuro il logo sarà modificato in tutto o in parte. Mentre si avvicina la resa dei conti tra Grillo e Giuseppe Conte, l'ADN Kronos è entrata in possesso della scrittura privata stipulata tra l'Elevato e il Movimento 5 Stelle, dove è fissato nero su bianco l'impegno del comico genovese a non intraprendere azioni legali circa l'utilizzo del simbolo da parte del Movimento 5 Stelle. Di questo documento hanno parlato sia Conte che il notaio del movimento, Alfonso Colucci, in diverse interviste. Ma la carta che di fatto blinda il simbolo pentastellato nel forziere di via Campomarzio non era stata mai diffusa.
Il documento è sicuramente successivo al 2021, visto il riferimento alla sede nazionale di Campomarzio che si stabilisce lì in quell'anno, ma la data della precisa della scrittura è riservata e coperta da omissis nella versione di cui è entrata in possesso l'ADN Kronos. Nella scrittura privata si fa riferimento alla manleva garantita dal movimento che solleva Grillo dalle conseguenze patrimoniali derivanti da eventuali cause giudiziarie. In cambio di questa sorta di scudo legale, l'elevato è chiamato a prendere una serie di impegni. Nel dettaglio, si legge a pagina 14 del documento visionato all'ADN Kronos, Grillo è obbligato a non formulare in proprio e quale legale rappresentante delle associazioni Movimento 5 Stelle del 2009 e 2012 alcuna contestazione nei confronti dell'associazione Movimento 5 Stelle 2017, ovvero quella presieduta da Conte, con riguardo all'utilizzo del nome Movimento 5 Stelle e o del simbolo descritto nella premessa. Linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura movimento, in cui la lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia, e nella metà inferiore del campo, disposta orizzontalmente, 5 stelle a 5 punte di color giallo, più chiaro nella parte alta, più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scuro, con l'indicazione nella parte inferiore della circonferenza il blog delle stelle.it, nonché del simbolo come finora modificato e in futuro modificabile in tutto o in parte dal Movimento 5 Stelle. Ma non è tutto, scrive ancora l'ADN Kronos. Grillo si impegna anche a non prestare collaborazione funzionale o strutturale ad altre associazioni che hanno quale finalità quella di svolgere attività in contrapposizione e o concorrenziale col movimento. In buona sostanza, qualora dovesse verificarsi una scissione o dovesse nascere una nuova forza politica filo-grillina antitetica al movimento di Conte, Beppe Grillo non potrebbe lavorare con o per questa nuova formazione. Il punto 6 del documento rivela l'estensione temporale dell'accordo. Il presente contratto, si legge, senza termine di durata e si risolverà solo con lo scioglimento dell'associazione Movimento 5 Stelle con sede in Roma alla via di Campomarzio numero 46. In tal caso la manleva sarà efficace solo in relazione ai contenziosi radicati entro 5 anni decorrenti dalla data di scioglimento della medesima, salvi gli effetti della manleva 2018. In vista della votazione bis sulle modifiche statutarie che si terrà dal 5 all'8 dicembre, Conte è tornato a parlare della guerra a distanza col garante, che ha chiesto formalmente la ripetizione del voto. Il risultato sul quesito relativo all'abolizione del garante ha sorpreso anche me. È la democrazia, dobbiamo prenderne atto, ha detto l'ex premier agli stati generali della ripartenza a Bologna. Adesso viene fuori che i suoi seguaci stanno predicando di non votare, ma se eserciti la clausola che ti conferisce il potere che è fuori dal tempo di rivotare, non è una contraddizione? E il tutto perché? Per dimostrare che si è sopraelevati rispetto a cosa? Ha proseguito il leader pentastellato a proposito della mobilitazione dei sostenitori di Grillo, che hanno lanciato l'hashtag Io non voto con l'obiettivo di far fallire il quorum della prossima votazione. Non puoi dire a tutti gli iscritti di trovarsi un'altra casa. Sei stato rivoluzionario a fare questo processo, ha rimarcato Conte, ma una volta fatto ti devi rendere conto che non hai costituito una fondazione familiare, ma un movimento politico che non appartiene a me, a lui, a un terzo, ma agli iscritti. Così il collega Antonio Atte per l'ADN Kronos. Pausa e poi ci sentiamo un altro bel pezzo, Iris Chacon, Caramello e Cioccolate 1975. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
A te la linea. Insomma, Caramella e cioccolata cantava appunto Iris Chacón nel 1975, artista portoricana molto famosa nell'America Latina. Mi pare che stasera al Movimento 5 Stelle Caramella e cioccolata non ce n'è. Comunque 0292947222 se avete voglia di telefonare, oppure 340-670-9659 per i vostri WhatsApp. Andiamo avanti con le notizie di stasera. La morte del giovane Rami, 19 anni, il ragazzo egiziano, morto durante un inseguimento la scorsa settimana. C'è stata l'autopsia, fatale lesione all'aorta, scrive l'ADN Kronos. Il 19enne è deceduto nell'impatto col palo del semaforo. Resta in coma il giovane che guidava lo scooter. È morto in pochi minuti per una lesione all'aorta Rami Elgami, il 19enne che ha perso la vita nel quartiere milanese di Corvetto mentre in sella a uno scooter guidato da un amico fuggiva dai carabinieri. Quando la parete del vaso dell'aorta si rompe, segue un'emorragia interna che può portare rapidamente al decesso, come accaduto in questo caso. È il primo responso dell'autopsia eseguita oggi, che non ha rilevato particolari ferite esterne, come al capo, ad esempio, visto che avrebbe perso il casco durante la fuga. Lady Diana è morta per lo stesso motivo, mi sa, se mal non ricordo. Dai primi accertamenti eseguiti nell'Istituto di Medicina Legale, alla presenza delle parti, nulla legherebbe la morte a un urto con la gazzella dell'arma, ma il decesso è probabilmente riconducibile all'impatto col palo semaforico presente all'incrocio tra via Ripamonti e via 40. Sulla salma sono stati disposti ulteriori accertamenti medici, quindi non è stata ancora riconsegnata alla famiglia per i funerali. Per l'incidente che ha infiammato la periferia sud-est della città risultano indagati per omicidio stradale l'amico alla guida dello scooter e il carabiniere alla guida dell'auto di servizio. Intanto, sul luogo dell'incidente, avvenuto la notte tra il 23 e il 24 novembre, restano ancora diversi mazzi di fiori e lo striscione Verità per Rami. Resta poi in coma, ventilato meccanicamente, il ragazzo di 22 anni tunisino che guidava lo scooter. Per il giovane, ricoverato e piantonato al policlinico, potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico, la GIP Marta Pollicino ha convalidato l'arresto per resistenza aggravata e ha disposto gli arresti domiciliari una volta che i medici avranno dato l'ok, data la giovane età e la disponibilità della sorella ad accoglierlo in casa, contraria alla procura che aveva chiesto il carcere. La giudice non ha ancora potuto ascoltare il 22enne vista la gravità delle sue condizioni e dunque il provvedimento non è stato ancora formalmente notificato al giovane, che ha a suo carico diversi precedenti penali. Questa sera a scendere in piazza sarà la Lega, che ha organizzato un flash mob in piazza Ferrara per dire basta alla politica inutilmente buonista della sinistra milanese e del sindaco. La Lega denuncia un'emergenza di seconde generazioni e lo denuncia anche la locandina dell'appuntamento, su cui campeggia il volto del segretario federale Matteo Salvini. La partecipazione del vice premier al presidio, tuttavia, è stata smentita da una nota del partito, scrive l'ADN Kronos. Salvini, viene fatto sapere, ribadisce il totale sostegno alle forze dell'ordine, che a Milano sono state costrette a fronteggiare la rivolta ai giovani immigrati violenti. Ma non sarà la manifestazione della Lega organizzata al quartiere Corvetto stasera. Poco prima della mezzanotte da piazzale Corvetto partiranno i bus dei giovani palestinesi diretti alla manifestazione di domani a Roma. Oltre a quello nella capitale è previsto un secondo corteo nazionale a Milano. Il concentramento è alle 14.30 in piazzale Loreto, poi i manifestanti sfileranno per via Padova fino a raggiungere l'anfiteatro Martesana. Una zona lontana dal quartiere Corvetto che tornerà ad accendersi domani sera, quando è in programma alle 19 la fiaccolata in ricordo di Rami. L'appuntamento, regolarmente comunicato in questura, è in piazzale Gabrio Rosa. Da lì i manifestanti, un centinaio quelli annunciati, raggiungeranno via 40 dove è morto Rami. Ancora per quanto riguarda le notizie di agenzia, abbiamo sempre l'ADN sotto mano, problemi oggi a POS e Bancomat, cavi tranciati durante i lavori alle tubature del gas. L'azienda abbiamo risolto. Il guasto tecnico per la società Worldline utilizzata da diverse banche, le scuse della società francese
Worldline ai clienti, ira di consumatori e imprese. Per quanto riguarda la Siria, la guerra arriva da Aleppo, scontri tra esercito di Assad e jihadisti. Sui social media sono state diffuse le immagini dell'ingresso degli insorti nel centro della città. Torino, a corteo studenti, bruciate e foto di Meloni e Salvini, occupati i binari a Porta Susa. Sciopero, cortei in tutta Italia, i sindacati, adesione oltre il 70%. Ora, voi ci siete andati a lavorare oggi? 0292947222 oppure 340 670 9659. Io stamattina verso le 8 mi sono ritrovato nel traffico a Busto Arsizio. C'era più traffico oggi di quanto ce n'è di solito al venerdì. I bar erano aperti, i negozi stavano aprendo. Chi ha un'azienda privata si guadagna pane. Domanda: se il traffico era quello, e quella era tutta gente che stava andando a lavorare a quell'ora, non stava andando certo a ballare, come si fa a dire 70% di adesione, visto e considerato che tra l'altro i due sindacati che hanno organizzato questo sciopero rappresentano solo il 18% dei lavoratori italiani? Adesione oltre il 70%. Io sentivo alla radio oggi stamattina su vari emittenti l'Italia si ferma, ma l'Italia cosa si ferma? Voi vi siete fermati, avete trovato il supermercato chiuso, avete trovato tutto chiuso, avete trovato le strade vuote, io no. Cavolo se le ho trovate piene le strade, io no. Allora la domanda successiva che uno si pone è: scusate, ma Landini chi rappresenta? E in che modo rappresenta? Cioè, chi rappresenta? Faccio anche presente una cosa: gli 8 segretari della CGIL prima di lui sono finiti tutti dentro a fare politica con il PD o con i partiti suoi predecessori. Il prossimo è lui? Metto questo punto di domanda. Voi cosa ne dite? 340-670-9659 se volete intervenire e se volete dire la vostra. Andiamo a vedere allora le delicatezze che hanno fatto questi a Torino con le foto di Meloni e Salvini. Sempre l'ADN al grido di al rogo e dimissioni davanti alla stazione di Torino Portanuova. Al termine del corteo di studenti pro-palestini e centri sociali sono stati bruciati un fantoccio di stracci con la foto del ministro Salvini e le foto della premier Meloni, del ministro Crosetto e del CEO di Leonardo, cioè Cingolani. Al termine del corteo, un gruppo di manifestanti dello spezzone studentesco, scrive ancora l'ADN Cronos, e universitario, usando gli ingressi della metropolitana di Portanuova, hanno raggiunto con la metro la stazione di Porta Susa e, sventolando una bandiera palestinese, sono scesi sui binari 1 e 2 della stazione bloccando la circolazione. L'occupazione dei binari si è conclusa dopo una decina di minuti, con i manifestanti poi tornati a sfilare nelle strade. In precedenza, sempre gli studenti appartenenti a collettivi universitari, dopo aver sfilato in coda al corteo promosso da CGIL e UIL contro la manovra economica del governo, erano arrivati sotto la sede della prefettura dove al grido di Free Palestine hanno lanciato fumogeni e uova contro le forze dell'ordine schierate in tenuta antisommossa. È stata una grande giornata di lotta, l'intifada studentesca, pensate. Il linguaggio, le parole sono importanti. Anche i gesti, perché io non avevo mai ancora visto in Occidente i fantocci bruciati. Ste robe le fanno in Medio Oriente. E ora le fanno anche da noi e questo dovrebbe farci riflettere tutti quanti. Ma anche le parole, l'intifada studentesca è appena iniziata. L'intifada. E che siamo? A Gerusalemme sulla spianata delle moschee? Con queste parole al megafono si è poi concluso il corteo degli studenti in Piazza Statuto. Oggi hanno aggiunto i manifestanti: abbiamo dimostrato di essere all'avanguardia e non avere paura. Non ci possono fermare, ma dobbiamo diventare di più ed essere più forti, hanno concluso, dando appuntamento a una nuova manifestazione per il 13 di dicembre. Ferma condanna da parte di Matteo Salvini per le violenze di Torino che hanno causato problemi anche alle forze dell'ordine. La Lega chiede di identificare i colpevoli. Non sono manifestanti, ma delinquenti.
e i delinquenti meritano la galera, chiarisce Salvini. Così una nota della Lega. Scusate, ma se io vi dicessi, no, stasera, che l'intifada leghista è appena cominciata, o l'intifada di questa radio è appena cominciata, secondo voi io non finirei sotto processo, denunciate e tutto il resto? Perché intifada è parola che sa di altro, di ben altro. Eppure questa gente parla di intifada studentesca e nessuno dice loro niente. L'intifada studentesca, questa è la gente che si prenderà una laurea e poi pretenderà di farsi chiamare dottore da voi. Pensateci ogni tanto, pensateci. Va bene, mi dispiace dover chiudere senza una nota allegra stasera, ma tra l'altro l'ANSA batte adesso caso di contaminazione a plutonio in un centro ricerche alle porte di Roma. L'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare ha avviati accertamenti, coinvolto un lavoratore in servizio. Vabbè, domani ci sarà la rassegna stampa con il nostro inossidabile Pier Vittorio Scimia e naturalmente ne sapremo di più. Grazie a tutti voi per essere stati con noi anche questa sera. Ci salutiamo con Renzo Arbore, I Faccio Show 1988. Domani alle 9.35, se avete voglia, c'è il garage dell'Alfista. Altrimenti appuntamento il 2 dicembre alle 18.05 trattabili, lunedì, per Zoom il drive time in mezzo ai fatti. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.